ultime battute di campagna elettorale, quali sono gli obiettivi per la città? Gli obiettivi della città sono quelli di essere all'altezza del proprio ruolo. Noi dobbiamo continuare a fare le cose, forse fare qualche chiacchiera in meno e qualche fatto in più. Io sono convinto che i fatti sono testardi, i fatti riguardano la vita delle persone e l'efficientamento, l'idea di guardare al futuro. Dopo due crisi molto forti, l'acqua granda che ci aveva distrutto la città, che avevamo ripristinato insomma, le sue funzioni, e poi il Covid che ha dato l'ulteriore mazzata, è chiaro che dobbiamo utilizzare questo grande, come posso dire, momento di dispiacere e anche di dolore per tante persone, un momento difficile adesso sotto il profilo economico evidentemente. Dobbiamo resistere nel senso di rileggere le cose e pensare al futuro dei giovani, per cui utilizzare tutti gli spazi che abbiamo per rimettere in moto l'economia nel modo più veloce, e per economia non si intende soltanto il turismo, come sembra che a Venezia si possa parlare solo di turismo, no, si deve parlare di imprese, di artigianato, di servizi. È una città che nel frattempo noi in questi anni abbiamo cablato completamente, è l'unica città d'Italia ormai cablata al 93% con la fibra ottica, per cui grandi possibilità per i giovani di tutto il Veneto di venire a Venezia a lavorare. Questo è l'intento che assolutamente abbiamo e dobbiamo mettere in campo. Che cosa non è riuscito a fare nei 5 anni che si sono appena conclusi? Che cosa vorrebbe fare nei prossimi 5 qualora fosse confermato? Sono tante le cose che non ho fatto. Sicuramente non ho fatto una campagna di comunicazione più forte per spiegare ai cittadini tutte le opere che abbiamo realizzato, soprattutto non ho spiegato bene quanto e come abbiamo efficientato il bilancio, come abbiamo reso più sicuro la nostra città dal punto di vista economico e sociale. D'altra parte, dopo 40 anni di laissez-faire, di un'idea che probabilmente poteva andare bene in anni passati ma che non può più essere attuale, ho scelto proprio in maniera molto consapevole, ho scelto di agire e ho agito, ho lavorato tantissimo, 16 ore al giorno, mi sono dato tutto me stesso e oggi, devo dire la verità, io ringrazio le persone per la fiducia che mi hanno dato. Ho detto sono disponibile perché nei prossimi 5 anni devo consolidare questo cambiamento sulle gambe di giovani, di tecnici, di persone che hanno creduto in me. Se io non mi fossi più ricandidato, perché francamente io ho fatto il mio servizio civile generosamente, poi giudicheranno gli elettori, ma veramente ho dato tutto me stesso, potevo anche fermarmi qui. La realtà è che avrei massacrato le persone che hanno creduto in me, hanno creduto in questo vento di novità della città di Venezia, che si vede dappertutto, si vede a Mestre, si vede a Marghera, si vede nelle isole. Le persone cominciano a pensare di potercela fare. Ecco, allora se io non mi candidavo più avrei probabilmente tradito le loro aspirazioni, queste aspettative che sono create. Però il prossimo mandato, se decideranno di farmelo fare, sarà un mandato di consolidamento, cioè noi dobbiamo riuscire a far emergere quei giovani talenti, e sono tanti nella pubblica amministrazione, quella società civile che adesso ci crede, a Venezia, a Mestre ci crediamo, che possa mettersi in gioco, ecco. Per cui insieme rilanceremo Porto Marghera, troveremo i grandi problemi, le grandi soluzioni di Murano, che è un tema importantissimo, faremo sbloccare tutte le attività che ancora mancano, burocratiche, per far partire la ZES, per far partire una serie di progetti che sono in corso ma che vanno seguiti. Se io mi fossi tolto è probabile che come l'elastico a quel punto dopo 3 pandemie arrivavano le cavallette, insomma sono proprio dietro l'angolo che aspettano di mangiare tutti i risultati fatti. Questo non glielo posso consentire perché è come se avessi lavorato 5 anni gratis. Dopodiché decideranno i cittadini, per me la democrazia è questa, sarà il voto dell'una la loro sentenza e io li ringrazio già oggi per tutto quello per la fiducia, per l'affetto che mi hanno dimostrato e per l'aiuto che mi hanno dato, anche tanti in maniera silenziosa, per cui grazie di cuore, lo dico veramente a tutti ma soprattutto ai ragazzi, ai bambini, alle persone più giovani, veramente grazie per l'esperienza straordinaria che ho fatto. Per molti lei è anche un sindaco ingombrante però. No, io sono assolutamente un signorante, ma fiero di esserlo. Io sono veneziano in tutto e per tutto. Il veneziano è capace di sorridere, di cantare, di prendersi in giro. Il veneziano che conosco io conquistava i mari. Abbiamo raccontato Francesco Morosini, grande condottiero, soprattutto una persona coraggiosissima, ha conquistato tutta la Grecia. Pensate che ha tirato una palla, ne ha tirate tante per la verità, una palla di cannone sul Partenone, perché lì c'erano le polveriere, insomma, cioè, questo un grande condottiero che è diventato un grande doge. Pensate, non era neanche veneziano, per cui insomma io credo che il coraggio non abbia confine e
sono molto orgoglioso di essere scomodo, dobbiamo servire i cittadini, tutti i cittadini, quelli che ci votano e quelli che non ci votano. E l'idea della giustizia, l'idea di Venezia libera, della libertà di pensiero, lo vedete anche in Cappella, tutti possono dire quello che vogliono. Ecco, dovremmo evitare forse alcuni eccessi, questo sì, l'ho detto anche il Santo Padre, le maliziosità, le bugie, quelle sono cose brutte. Ma ai bambini io voglio dare un esempio diverso, non risponderemo così, ci comporteremo in maniera diversa e continuiamo a pensare che è bello fare le cose per tutti. Un legame molto forte con la regione, un legame molto forte con la candidatura di Zaia, molto più forte rispetto a 5 anni fa, perché? Beh, con Luca ci conosciamo da molti anni, ancora quando ero presidente di Confindustria. Credo che non devo dirlo io che il presidente della regione più amato d'Italia. È una persona veramente per bene, è una bellissima persona. Credo che insieme possiamo mettere insieme delle competenze diverse, un carattere diversi indubbiamente, per fare grandi il Veneto e Venezia. Vorrei ricordare a tutti che Venezia è il capoluogo della regione. Per troppi anni ce ne siamo dimenticati, in questi 40 anni forse Venezia è stata vista solo come un luogo dove andare a mangiare magari il pesce. A Venezia c'è la Fenice che parla col mondo, lo dico ai veneti, Venezia per voi diventa un asset strategico importante. È importantissimo che Venezia riparta perché può trainare, nel senso anche più internazionale del termine, tutto il nostro Veneto, la nostra imprenditoria. L'altro giorno in piazza San Marco c'era tutta l'imprenditoria del Veneto, un grande onore ospitarli qui col Campiello, una serata bellissima in piazza San Marco. Abbiamo voluto fortemente dargli quella piazza perché vogliamo riconoscere la centralità dell'impresa e del lavoro, non le assistenze, nessuno vuole le prebende. Un conto sono gli aiuti in momenti di difficoltà, un conto sbagliando è strutturare un sistema di paghette generali dove i ragazzi vengono di fatto invitati a accomodarsi sul divano. Ragazzi, tiratevi su, non accettate questo. E poi c'è l'idea della ripartenza della città, è l'unica città in Italia, forse in Europa, che è riuscita, perché è riuscita a far ripartire la Biennale di Venezia, la grande mostra del cinema, siamo riusciti a fare la regata storica, una manifestazione di popolo con tutte le leggi della sicurezza del Covid. E quando è stato il momento di dire no, ho detto no, abbiamo interrotto i fuochi, non abbiamo fatto i fuochi d'artificio al Redentore, sono stato criticato, ma poi alla fine la gente ha capito e ha apprezzato questa gestione sulla sicurezza e questo è il rapporto che ho con Zaia, con lui ci sentiamo su questo, io sono totalmente allineato su questa gestione dell'emergenza e devo dire che insomma, penso che nel tempo, per quanto mi riguarda, consoliderò sempre di più i rapporti con lui. Ripeto, è una brava persona ed è una persona molto capace, può essere utile all'Italia. Dire così so che non gli si fa un grande piacere, ma dovremmo essere pronti a venetizzare proprio il paese, credo sarà importante. Insomma, lei lo vede premier? Sì, io lo vedrei un ottimo premier, poi non sono io che decido ovviamente e sarò onorato sempre di dargli una mano, questo è certo, ma soprattutto lui rappresenta quel Veneto laborioso, produttivo, pacifico, che vuole l'autonomia solo per le competenze, non vuole l'autonomia, lo dico alle persone che abitano a Catanzaro, a Palermo, ai tanti amici che ho in Puglia, assolutamente non è un'autonomia contro nessuno, non l'abbiamo mai voluta declinare così. La parola autonomia vale per tutti, è solo per poter prendere delle decisioni vicino alla gente. Hanno speculato su questo, facendoci passare per dei cattivoni ingordi o ingenerosi, non è questa l'autonomia. Pensiamo, lo dico ai giovani, a uno Stato federale dove, per federale si intende uno Stato dove le regioni, quello che possono fare vicino alla gente, diventano più efficienti, probabilmente le risposte sono più attaccate alle esigenze delle persone di quel territorio. E questo credo sia un processo che è partito non soltanto dalla Lega, da Zaia, ma è una cosa che approvano i veneti, nella nostra storia abbiamo approvato l'autonomia all'80%, credo che sia un progetto importante per il Paese. Come vede i suoi avversari qui per la poltrona di sindaco di Venezia? C'è un esponente di governo? No, guardi, non ho mai giudicato nessuno, sinceramente, io racconto le mie proposte, dico quello che ho fatto e quello che farò. Giudicheranno gli elettori, lo dicano loro nella cabina elettorale cosa pensano dei miei avversari. In Consiglio Comunale si aspetta un maggior dialogo e anche un dialogo più costruttivo? Sicuramente sarà una legislatura diversa dove so benissimo che noi avremo i partiti che ci sono alleati con cui dovremo dialogare, però per me sarà intanto una grande esperienza che non ho mai fatto, quella di imparare ancora di più la mediazione. Ma se in qualche modo dovrò affrontare una dialettica maggiore, ne sono ovviamente consapevole, l'ho scelto io di fare questa cosa dell'alleanza, perché avrò il grande vantaggio di mettere Venezia diciamo, nella prima serie, diciamo, nelle grandi città che avranno effettivamente un
una forza politica maggiore in Parlamento evidentemente e in Europa. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è evidente per i cittadini, che riusciremo a porre le condizioni e la specificità di Venezia in maniera molto più forte. Poi voglio ricordare che questa sarebbe anche una formula diversa, sarebbe l'unico caso in cui una maggioranza di centrodestra è governata però dal centro, è governata da una forza civica, una forza che, parlo della mia lista fucsia, che può attrarre identità e sensazioni diverse, anche esperienze politiche diverse. Il fucsia è un colore che mi ha additato quella volta Casson, in qualche modo volendo un po' sorridere su questa cosa, io ho detto, ma sai cos'è, facciamo fucsia, no? Noi volevamo fare rosa perché era donna, no? Per noi. Però ho detto fucsia, vabbè, facciamo fucsia. Fucsia vuol dire la libertà, io non ho mai avuto teste di partito, non ce le ho, non le voglio. La nostra, sappiamo benissimo, è un movimento civico trasversale, insomma, l'ho sempre detto, credo che tanti elettori che hanno anche esperienze politiche diverse possano trovare a Venezia sicuramente la forza del rispetto della libertà, delle garanzie per tutte le minoranze, per tutti, perché noi abbiamo sempre detto rispettiamo la legge, rispettiamola tutti e rispettiamo reciprocamente, per cui facciamo rispettare il diritto ma sempre con grande ragionevolezza. Potrebbe essere anche una formula nazionale, perché a quel punto là si aprirebbero dei scenari molto diversi se qualcuno volesse vedere positivamente la nostra esperienza. Chi vedrà vedrà, c'è tempo a tutto, dimostriamo intanto noi se siamo capaci o no di fare le cose. Poi decidono sempre gli italiani, i cittadini. Il miglior risultato ottenuto da lei in questi 5 anni è il maggior rimpianto? Beh, il maggior risultato è stato quello appunto di costruire un entusiasmo, questa è una mia lettura, un grande entusiasmo su persone che l'avevano perso, cioè credo che sia passata nell'idea di Venezia, perché quando parlo di Venezia sapete che io parlo delle città di Venezia, per cui da Zelarino a Mestre, a Tessera, a Marghera, a Malcontenta, fino alle isole, Torcello, Burano, Murano, Lido, Pellestrina, Mazzorbo, abbiamo fatto Sant'Erasmo. Insomma, in tutte queste città, secondo me, la sensazione che ho è che si è cominciato a credere che si può vincere, che Venezia può andare in Serie A e magari vincere anche lo scudetto. In questi periodi ne abbiamo vinti 2 scudetti, abbiamo vinto 2 coppe europee su un luogo aiutati da nessuno se non dagli imprenditori, dai miei amici, dalle persone e da tanta passione della gente. E questa sta risorgendo Venezia. Se poi accetteranno questa mia idea, i padovani, i trevisani, di poter allargare non tanto con un'idea di prepotenza, ma un'idea semplicemente internazionale e riuscire a estendere questa città in maniera più larga, la città metropolitana, fino alle Dolomiti, per dare una visione mondiale della nostra città, io credo che faremo un grande favore alle prossime generazioni. Ecco, sono così dei miei sogni, mi rendo conto, però sai, all'inizio si comincia sempre con qualcosa, qualcuno deve mettersi avanti, però se poi comincia ad arrivare la gente, cominciano a rafforzarsi le idee, cominciano ad arrivare contributi anche di persone più capaci, che hanno esperienze diverse, che arricchiscono queste proposte, secondo me potremo diventare ma veramente una grande città del mondo, non nella storia, nel futuro. E noi dobbiamo pensare al futuro di quei giovani. Il rimpianto? Il rimpianto è che ho tolto molto tempo alla mia famiglia. Il rimpianto sinceramente che ho vissuto poco i miei bambini, ne ho 5, 2 più grandi e 3 più piccoli. Sì, questo è un rimpianto, lo sapevo, ma non è giustificabile. Da papà, per dire domenica prossima, non so quando va in onda il servizio, ma domenica 13, diciamo così, è il mio compleanno. E avevo detto dopo messa. Auguri? Non so se si fanno prima, portano... Sì, no, ma volevo andare a messa, ho detto beh faccio a mezzogiorno, faccio la candelina con i miei figli, perché ho detto non posso far feste se non c'è il Covid, eccetera, poi dicono, ho detto faccio la candelina. Siccome mi hanno detto che devo fare un incontro, perché sennò io avrei paura di fare un incontro con il mio avversario, e ho detto no, non posso tenermi anche quella che ho paura, ho detto allora facciamolo e a mezzogiorno e mezzo farò questo incontro pubblico in televisione dove ognuno esporrà i suoi progetti senza nessuna animosità, e però ecco, ho perso la festina dei bambini. Ecco, questo forse è l'unico rammarico. Speriamo che quando saranno più grandi capiranno il gesto, diciamo, di generosità che ho tentato di fare, che però loro pagano, insomma, non c'è dubbio.